Buongiorno, ben ritrovati in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. 7 settembre parleremo di stretta attualità, di politica con Andrea Martella tra poco in collegamento. Come sempre molta cronaca dal territorio con i nostri colleghi già sui luoghi dei principali fatti di cronaca di questa giornata. Poi nella seconda parte avremo ospite la presidente di Stresco, l'Istituto per la Storia della Resistenza di Treviso, in vista delle celebrazioni domani dell'8 settembre, gli 80 anni della Resistenza, 80 anni dall'armistizio. Allora, questo al momento il quadro complessivo di quello che faremo insieme. Ringrazio come sempre in regia Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia. Noi partiamo dalla cronaca di queste ore. C'è stata una giovanissima rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Borso del Grappa nella notte, è ricoverata in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso dopo essere stata sbalzata dal suo scooter. Parliamo di una ragazza di appena 17 anni. Vediamo il servizio che ha preparato la nostra redazione di Bassano del Grappa. Una giovanissima di Borso del Grappa è ricoverata in gravi condizioni al Cafoncello in seguito a un pauroso incidente stradale avvenuto nel corso della serata di ieri nel centro del paese. Si tratta di una minorenne del posto che era in sella a uno scooter quando ha perso il controllo del motorino ed è caduta a terra volando per diversi metri sull'asfalto. Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe andata a sbattere contro un muro e sarebbe stata sbalzata di sella facendo un volo di una ventina di metri. La 17enne ha battuto la testa e ha perso i sensi. Sul posto è accorso un mezzo del SUEM di Pedemontana Emergenza che ha stabilizzato la giovane e l'ha affidata all'elisoccorso per il trasporto a Treviso. La prognosi rimane riservata. A Borso è giunta anche una pattuglia della stradale di Vittorio Veneto per gli approfondimenti di rito. La dinamica infatti non è ancora stata chiarita, come pure eventuali responsabilità nella vicenda. E ora andiamo a Venezia perché il nostro direttore Luigi Bacialli ha intervistato Elena Donazzan, assessore regionale, esponente di Fratelli d'Italia, che visitando in queste ore un sit-in degli agenti di polizia penitenziaria a Padova ha detto voi avete a che fare, ha detto agli agenti, con la peggiore umanità, non con le signorine. L'ha detto appunto agli agenti, ha definito peggiore umanità i detenuti. Questo ha scatenato naturalmente polemiche da parte di varie forze politiche. Poi sentiremo anche cosa ne pensa Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Ha suscitato polemiche anche da parte degli operatori del carcere. Allora sentiamo come replica intervistata proprio dal nostro direttore Bacialli a Venezia. Ha fatto un raffronto tra la migliore delle società, la migliore delle circostanze e la peggiore umanità, riferendosi ai carceri. Su questo è scoppiato un altro problema. Ma sì, perché per dare solidarietà agli agenti di polizia, che sono quelli che fanno la scelta di vita più difficile, più coraggiosa, non ne parliamo quasi mai, sono reclusi senza aver fatto nulla di male. Ho detto che è in discussione un protocollo, è stato proposto questo protocollo dal Ministero della Giustizia che va proprio nella direzione della chiarezza delle regole di ingaggio, cosa che gli agenti chiedono da tempo. E ho detto anche che la vigilanza non è la medesima. E ho fatto questo paragone, questo parallelismo. Un conto è la vigilanza in una scuola dell'infanzia, dove hai le creature, i bimbi, la migliore umanità. E un'altra cosa è fare vigilanza, se di vigilanza si tratta, dentro delle carceri dove qualcosa di male avranno fatto per essere reclusi. Ed è, ho definito appunto la peggiore umanità, la situazione più difficile e l'imprevisto. Ecco, poi si estrapolano dei pezzi e questi pezzi scandalizzano le anime belle che pensano di dare lezione di democraticità e anche di interventi. E chiarisco anche un'altra cosa: la Regione del Veneto è tra quelle che fa più iniziative, le faccio io come assessorato, dentro le carceri, sull'istruzione. A Padova abbiamo aperto l'istituto alberghiero o sul lavoro, per dare proprio possibilità a queste persone che hanno sbagliato nella vita di riqualificarsi.
Andiamo a vedere l'home page del Gazzettino di oggi, che riferisce proprio di queste parole di Donazzane e della pioggia di reazioni che c'è stata successivamente. In carcere la peggiore umanità, col PD che risponde spregevole. Qui appunto le immagini anche del sit-in di ieri fuori dal 2 Palazzi di Padova da parte della polizia penitenziaria, che lamentava nella fattispecie troppe aggressioni da parte dei detenuti, tante tensioni purtroppo nelle carceri, con i problemi di malattia mentale ma anche di dipendenza, lo sappiamo, da stupefacenti, che aumentano tra i detenuti e che sono di difficile gestione anche per questo. Allora risaliamo dal basso la homepage del Gazzettino. A Mestre la sfida tra etnie per la Chiesa ortodossa, blitz dei greci per cacciare i moldavi. A proposito di tensioni sociali, purtroppo ci sono anche queste nuove frontiere naturalmente dello scontro interculturale e religioso tra le nuove etnie che vivono nel nostro territorio. Il Gazzettino dà conto dell'incidente di cui vi abbiamo parlato poco fa nel servizio. Borso del Grappa, la giovanissima che ha perso il controllo dello scooter facendo un volo purtroppo di 15 metri e perdendo i sensi, ed è stata ricoverata d'urgenza al Cafoncello di Treviso. Si torna anche sul ticket d'accesso a Venezia. Porterà 50 milioni di incassi per il comune, secondo le stime basate su afflusso di turisti e visitatori e i famosi 5 euro chiesti a persona, che verranno chiesti a persona per entrare in città. Il dramma del base jumper di 38 anni che si è lanciato dalla Tofana, siamo a Cortina d'Ampezzo, ed è morto dopo un volo di 200 metri. Amava il rischio, ci sono molti suoi video estremi di lanci, purtroppo l'ultimo fatale proprio a Cortina d'Ampezzo. E poi c'è il furto dei premi principali alla pesca di beneficenza di una sagra, quella di San Polo di Piave. Siamo nel Trevigiano, con gli organizzatori che hanno postato sui social le foto del disastro, del disordine che hanno lasciato nottetempo i ladri, e hanno manifestato via social tutta la loro rabbia. Vergognatevi, hanno sostanzialmente detto a questi malviventi che hanno compiuto questo gesto davvero insomma di estrema bassezza, visto che poi i fondi raccolti alla sagra sarebbero serviti naturalmente per finanziare tutte le attività della parrocchia, la scuola materna, della comunità, per cui dicono vergognatevi, e soprattutto fanno un appello a chi sa di farsi avanti. E poi il Gazzettino tiene in primo piano la vicenda di Cadoneghe, perché i famosi autovelox non testati dal comune, quelli finiti sotto inchiesta da parte della procura, che ha fatto avere tramite i carabinieri notificato gli avvisi di garanzia a comandante della polizia locale e ad agente, potrebbero vedere a rischio annullamento le ormai famose 24.000 multe combinate in poche settimane, multe che sono salite anche queste alle cronache nazionali, perché naturalmente 24.000, lo capite, è un numero davvero impressionante. Allora torniamo ai servizi delle nostre redazioni, alla cronaca. Vediamo se è già pronta in diretta Daniela Sizzia dal Tribunale di Treviso. La vedo insieme a Nicoletta Rizzetto, perché oggi è una giornata ricca di appuntamenti in tribunale. In particolare ha chiesto il patteggiamento a 3 anni e mezzo di reclusione l'agente di polizia che aveva travolto e ucciso un 17enne a Paese, vicenda estremamente dolorosa. Veniva dalla serata di bevute con i compagni del rugby e purtroppo era anche in stato di ebbrezza. Daniela, buongiorno, se mi senti. Vediamo se Daniela mi sente, eccola qua, a te la linea, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, ci troviamo proprio davanti al Tribunale di Treviso, l'udienza che dovrebbe iniziare fra qualche minuto, che vede, l'hai detto tu, insomma, coinvolto Samuel Seno, poliziotto della questura di Treviso, che il maggio 2022 travolse e uccise il 17enne senza lasciargli purtroppo scampo. Era a bordo di
di una moto, aveva appena accompagnato a casa la fidanzatina e purtroppo si è trovato di fronte l'auto di Seno. Qua sopra in aula sono già arrivati gli avvocati di entrambe le parti, sono arrivati anche i familiari della fidanzatina del giovane ucciso, della giovane vittima. Ci sono momenti davvero difficili, davvero drammatici, perché si ripercorre quello che è stata una tragedia che ha davvero lasciato anche un po' l'amaro in bocca per tutti, perché insomma l'automobilista era stato trovato anche in stato di ebbrezza, quindi insomma i familiari sono tesi, il clima è teso, inizia questa udienza, non sappiamo se ci sarà, dovrebbe venire anche proprio Samuel Seno e purtroppo si dovranno ripercorrere quei momenti drammatici, quello schianto, quella sera drammatica a Paese. E abbiamo sentito che si opporranno a questo patteggiamento gli avvocati della fidanzatina e degli zii, sicuramente si opporranno alla richiesta di patteggiamento di 3 anni e 6 mesi. Loro dicono questa è una pena ingiusta, noi vogliamo giustizia, vogliamo che questa persona possa pagare insomma quello che ha fatto. Ovviamente l'udienza, come vi ho detto, inizierà fra pochi minuti e appena avremo insomma qualche notizia vi richiederemo la linea per dirvi che cosa anche deciderà il giudice relativamente a questo accordo tra la procura e i difensori di Samuel Seno. Linea, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Daniela. Allora seguiremo naturalmente gli aggiornamenti. Grazie a Nicoletta Rizzetto dal Tribunale di Treviso. Tra poco dovremo essere in grado di collegarci anche con Venezia, dove c'è la nostra Ilaria Marchiori. Altro tema, quello del garage comunale. Intanto andiamo a vedere cosa è successo a proposito di alta tensione a Santa Giustina in Colle ieri, perché un uomo ha rifiutato il TSO, si è barricato in casa con un coltellaggio ed è scattata l'irruzione della polizia locale nell'abitazione. Tra l'altro non era la prima volta. Vediamo. Urla, frasi blasfeme e minacce di morte ai vigili. Prima di barricarsi in casa, un uomo residente a Santa Giustina in Colle, che rifiutava il TSO, si è mostrato per pochi minuti a torso nudo e armato di un grosso coltello da cucina. 3 ore ad alta tensione, quelle vissute ieri in via Dante, nel comune dell'Alta Padovana. Dopo una lunga trattativa, l'irruzione in casa. Gli agenti, protetti dai caschi e dagli scudi, insieme ai vigili del fuoco, hanno sfondato la porta che collega il garage all'abitazione. L'uomo, in evidente stato di agitazione, non voleva accettare il ricovero ospedaliero forzato per problemi di salute psichica. Quando sono arrivati i sanitari del reparto di psichiatria dell'ospedale di Campo San Piero, si è presentato sul portone con un coltello da cucina in mano e poi si è chiuso in casa. Dopo 3 ore di negoziati e lunghi colloqui si è arreso e la porta è stata sfondata. Una situazione delicata e ad alto rischio, visto il precedente piuttosto recente. Nell'aprile del 2021, infatti, l'uomo si era barricato in casa per 36 ore prima che ci fosse l'irruzione dei gruppi speciali dei carabinieri. Anche questa volta aveva sigillato l'abitazione, chiuse le persiane e le inferriate, ma gli agenti della locale alla fine sono riusciti ad entrare da una porta e immobilizzarlo prima di portarlo in ospedale per il TSO. E ora dovremmo riuscire ad andare a Venezia da Ilaria Marchiori, che vedo già in diretta, eccola qua, con l'assessore Renato Boraso. Tema il park comunale. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Venezia, alle mie spalle proprio l'autorimessa comunale che è l'oggetto del nostro collegamento odierno con l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia Renato Boraso. Ebbene, ieri si è concluso il bando, 1797 le domande presentate, ma ahimè 250 i posti assegnati. Assessore, sono pochi? Sono pochi, evidente, rispetto a una grande attesa. Lo è stata anche 7 anni fa, erano arrivate circa 2000 domande,
Non è stato un lavoro facile in questi mesi, questo ovviamente ho chiesto molta pazienza, ci scusiamo anche con i nostri concittadini, il tema delle 1350 richieste da privati, 450 circa da attività economiche e circa 30 per la disabilità sono testimonianza che c'è grande aspettativa, grande attesa, perché è un fabbisogno reale. Oggi la società, anche in centro storico, tutti quelli che vivono, che sono dei veri eroi, hanno anche la necessità di avere una possibilità di arrivare in macchina per la propria famiglia, per il proprio lavoro. È evidente, abbiamo fatto un lavoro molto particolare, perché oltre che le persone che hanno restituito la disponibilità perché sono defunte, c'era anche chi teneva il posto non avendo più la residenza in centro storico, quindi è stato fatto un lavoro certosino, e ringrazio AVM nome per nome per ripulire e per rimettere in disponibilità, perché questo bando nasce per chi vive e abita in centro storico a Venezia. Quindi facevano i furbetti? Purtroppo è uno sport tipico italiano e non c'è niente da fare purtroppo, però noi abbiamo fatto un'analisi attenta e abbiamo recuperato innanzitutto 250 posti, 175 per privati, 75 per le attività. Chi ha un'attività ovviamente che mantiene un'attività in centro storico di Venezia. Poi c'è il tema di fondo, abbiamo una delibera ferma dal 2019. Noi avevamo dato la possibilità al Garage San Marco di ampliarsi sulle aree Veritas Sant'Andrea per quasi 400 posti, hanno rinunciato, adesso con i nostri uffici legali stiamo capendo come recuperare questa cosa, magari anche affidandola ad AVM l'ampliamento delle garage, e quindi recuperando ulteriori posti, però va costruita l'involucro. L'altra cosa invece è il lavoro che sta facendo il sindaco Luigi Brugnaro da mesi, proprio in maniera stretta con il presidente dell'autorità portuale, perché ci concedano delle aree per i nostri residenti, per i cittadini del centro storico, sull'area dell'ex Venezia Terminal Passeggeri. Sappiamo che non arrivano molto meno l'afflusso delle grandi navi, e ci sono delle aree in disponibilità su cui il sindaco ha chiesto al presidente dell'autorità portuale di darci in disponibilità in concessione, per anche lì dare una risposta concreta, 300-400 posti da mettere in disposizione per i nostri residenti del centro storico, che ne hanno molto bisogno, e bisogna dirci la verità, questa massiva adesione al bando ne è la testimonianza vera. Quindi possiamo dire che voi vi state muovendo per aumentare la disponibilità ovviamente per i residenti, per chi ne ha i requisiti. Ricordiamo che oltre ai furbetti il posto di chi possedeva i requisiti e si era già aggiudicato il bando è rimasto ovviamente. Perché ci sono, cioè il principale è essere residenti in centro storico. Abbiamo scoperto qualcuno che non si comportava correttamente e gli è stato fatto decadere il posto, perché questa cosa spetta per chi abita in centro storico, che ha tanti svantaggi e devono avere almeno un segnale sull'accessibilità al posto auto. Certo, per chi invece non si è visto assegnare il posto, voi assicurate che state lavorando. Più o meno in che tempi si potrebbe arrivare ad avere un... Nei prossimi 6 mesi, sotto per esempio il sindaco Luigi Brugnaro sta lavorando molto assieme al presidente del porto, perché nei prossimi 3 mesi ci sia un segnale forte nelle aree della Venezia Terminal Passeggeri, per vedere aree in disponibilità per dare risposte immediate. Cosa più importante invece è il tema di quella delibera di fatto decaduta, perché il Garage San Marco ha rinunciato a costruire questi 400 posti. Io dico che possiamo lavorare anche su questo fronte, ci vorrà un po' più di tempo per recuperare questo tema, sempre con il cuore verso ai nostri residenti e ai lavoratori del centro storico, perché ci sono anche molte persone che mantengono l'attività con grande fatica, con grande sacrificio. Ringrazio l'assessore Renato Boraso qui da Venezia, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie all'assessore per aver ulteriormente spiegato com'è la situazione. Noi torniamo alla cronaca, parliamo di furti adesso, in particolare quello che ha destato grande scalpore ieri nel Trevigiano a Casier, con una banda di ragazzi praticamente in azione dai 14 ai 20 anni, pensati, con tanto di passamontagna calato in volto. Sono entrati in un magazzino di una abitazione privata relativa a una famiglia, fermati e denunciati. Adesso per loro saranno naturalmente guai.
Travisati con passamontagna hanno fatto irruzione nel magazzino adiacente ad una villetta. Si tratta di 5 giovanissimi, 2 minorenni e 3 maggiorenni. Il colpo è avvenuto a Casiera all'1:45 della notte scorsa. La banda, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, era ben organizzata. Hanno scassinato la finestra del locale e sono entrati. Alcuni vicini sono stati svegliati dall'allarme. Ci siamo affacciati, sia noi che i ragazzi di fronte qua, e abbiamo visto sfrecciare via una BMW a velocità proprio alta, come se scappassero. Insomma. E poi dei ragazzi che correvano via, un paio di ragazzi credo, che scappavano. Poi ci siamo girati di là e proprio sul cancello lì del parco e sembrava che avessero preso una persona. Il proprietario ha allertato i carabinieri. Uno dei ragazzini è stato bloccato poco distante da una gazzella del radiomobile. Il minore è stato trovato in possesso di parte della refurtiva, una PlayStation, una videocamera e una felpa griffata. I militari dell'Arma sono poi risaliti ai complici. Presso le loro abitazioni e all'interno di 2 zainetti occultati in un cespuglio nei pressi di un istituto scolastico della zona è stata trovata altra refurtiva, fra cui 4 paia di costosi occhiali da sole completi delle rispettive custodie, nonché gli indumenti indossati dagli indagati nel corso dell'azione criminosa, come accertato da alcune riprese di sistemi di videosorveglianza acquisite dai carabinieri. I 5 sono stati deferiti per furto aggravato in concorso, 4 sono residenti in zona, solo uno è di Treviso, la rabbia del sindaco di Casier. Dove sono i genitori di questi ragazzini all'1, 2 di notte? Chi è che li controlla? Perché si fa presto a dare colpa alle amministrazioni e alle forze dell'ordine che non ci sono, ma io ripeto e sono arrabbiato con tutte le famiglie che non controllano questi ragazzini. Non solo, i carabinieri di Montebelluna hanno denunciato una 40enne e una 24enne residenti nel Trevigiano per furto aggravato in concorso. Le 2 donne hanno messo a segno un colpo al negozio Quello Giusto di Montebelluna. Hanno trafugato 2 paia di scarpe e un utensile magnetico denominato splaccatore, utile a neutralizzare i sistemi di antitaccheggio. A casa i militari dell'Arma hanno ritrovato anche un ulteriore congegno magnetico. La 40enne e la 24enne sono stati raggiunti dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Montebelluna per anni 3 emesso dalla questura di Treviso. Giovani giovanissimi che sono tra diciamo gli obiettivi del governo in queste ore, perché si sta lavorando a una stretta, c'è un pugno di ferro vero e proprio contro la criminalità perpetrata da ragazzi minorenni. Oggi in Consiglio di Ministri questo decreto legge, DASPO e stop ai cellulari per i minori che compiono reati, ma anche multe e carcere per i genitori. Fermo a Caivano, la cronaca delle ultime settimane con giovanissimi protagonisti di stupri e violenze ha spinto il governo ad accelerare sul decreto legge contro la criminalità e il disagio tra i ragazzi. Tra i punti principali contenuti nella bozza del provvedimento che approderà domani in Consiglio dei Ministri, la possibilità di applicare l'avviso orale con convocazione del minore da parte del questore anche ai soggetti al di sotto dei 18 anni che abbiano compiuto il 14° anno di età. E se il soggetto a quale è stato notificato l'avviso risulta condannato anche con sentenza non definitiva per delitti contro la persona o il patrimonio, il questore può proporre al Tribunale il divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici, nonché il divieto di possedere telefoni cellulari. E ancora, in caso di minore ammonito, nei confronti di chi era tenuto alla sua sorveglianza o agli obblighi educativi, è applicata la sanzione da 200 a 1.000 euro. Nel caso poi di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, si legge nel testo il PM notifica al ragazzo e ai genitori l'istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il giovane acceda ad un percorso di reinserimento e rieducazione per un periodo compreso da 1 a 6 mesi. Al termine di questo lasso di tempo il giudice valuta l'esito positivo del programma rieducativo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Ma se invece l'esito fosse negativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale. Infine, niente più multa da 30 euro, ma fino a 2 anni di carcere per i genitori i cui figli non frequentano la scuola. Chi spara, stupra e uccide anche se minorenne deve pagare, le parole del vice premier Matteo Salvini. Intanto sulla dilagante violenza tra i più giovani interviene anche il vescovo di Treviso, ospite in diretta nella nostra prima edizione. Quello che colpisce di più è che a livello di società, ha spiegato Monsignor Michele Tomasi, abbiamo reso possibili linguaggi, comportamenti, toni, parole di una violenza inaudita. Dove sembra possibile qualcosa che sta nell'indicibile addirittura, che ci si possa
ci si possa mettere di fronte a delle persone come se fossero degli oggetti e anche come oggetti da disprezzare e da utilizzare. Questo non va, questa è una questione proprio di linguaggio, di rispetto della nostra umanità. Abbiamo permesso che un certo modo di comunicazione, che sia quello dei social, che sia quello dei mondi, anche temo della pornografia, diventino normali. Così il Vescovo Tomasi su questo tema molto delicato su cui torneremo. Adesso andiamo nel Vicentino a Zugliano perché un uomo è stato denunciato a piede libero perché coltivava marijuana. Simi nascoste da lamiere di plastica e bancali nell'orto all'esterno di un'abitazione, gli agenti della polizia locale nord-est vicentino durante un controllo del territorio e attirati dal forte odore hanno trovato 6 piante di cannabis, alcune delle quali alte fino a 2 metri. Scattate le indagini è stata eseguita una perquisizione che ha permesso agli agenti di trovare in una delle stanze un'altra pianta appesa al soffitto ad essiccare. La polizia locale ha denunciato un uomo a piede libero alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante sono state sequestrate. Ora andiamo nel Padovano, a Noventa Padovana. A proposito di furti davvero spregevoli, è il caso di usare questo aggettivo. Era il capezzale della moglie che poi è morta, un anziano derubato proprio a Noventa. Tra le lacrime ci ha raccontato che i ladri hanno portato via anche i vestiti per il funerale. E si è venuto dentro da una finestra che mi ha fatto danno. Avevo appena finito adesso qui. E vedi? Andiamo lì a questo. Bisogna gettare quello che viene. Ma com'è possibile? È possibile. Questo è il mondo italiano. Ha le lacrime agli occhi il signor Vincenzo Ferrarese, 80 anni. Ieri, mentre era in ospedale perché la moglie è mancata, ha subito un furto nella loro casa di Noventa Padovana. Non è vita questa. Dopo 2 mesi di sofferenza con la moglie, è morta a fare con le mani in mano. Questa è la vita. Bisogna accettare quello che viene. Perché questo battagliare. Dentro la cassaforte i ricordi di una vita. Ha tutto che porta via. La figlia ha detto che dentro la cassaforte che era gioielli, un colliere e 30.000 euro. L'hanno tagliata con flessibili. Ha fatto danni per tutto. Poi il varone della roba. Il signor Vincenzo è provato, la scomparsa della moglie lo ha segnato. I ladri hanno addirittura portato via le camicie che aveva comprato per il funerale che sarà sabato. Su, qua, e io qua in mezzo qua, cava via tutto qualcosa. E qua. Nuove, questo mi ha messo andare al funerale. Ora mostra la foto della moglie scomparsa, il dolore nei suoi occhi. Ci mostra anche la fede, i malviventi non hanno fatto in tempo a rubarla. Resta questo un ricordo di un amore lungo più di mezzo secolo. Penso che prima. Prima avevo una compagnia, adesso non penso. Noi voltiamo pagina, parliamo di migranti. A Padova è corsa contro il tempo per spostare i 138 ospitati nelle palestre delle scuole. Mancano davvero pochissimi giorni ormai alla ripresa delle lezioni, al ritorno in classe. Continua il coro di no dei primi cittadini al prefetto. Ad Agna ha approvata una delibera comunale e proprio il sindaco di Noventa, quindi neppure ci spostiamo, di comune, dice bisogna finirla di minacciare i primi cittadini se non si fa l'accoglienza che se non si fa l'accoglienza diffusa rischiano di arrivare le tendopoli. Posti noi non ne abbiamo, lo sfido a venire a vedere per esempio Noventa Padovana, dopodiché bisogna anche finirla di minacciare i sindaci dicendo che se non facciamo l'accoglienza diffusa vi facciamo una tendopoli. Allora, se questa è la leale collaborazione tra istituzioni, mi sa che avremo un atteggiamento abbastanza ruvido
nei confronti di Sua Eccellenza. Franco e diretto, non retrocede di un passo Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, che ribadisce punto su punto il no all'accoglienza di migranti sul suo territorio. Se da Noventa Padovana arriva un no, ad Agna, che ancora vive l'incubo dei grandi hub di San Siro di Bagnoli e di Conetta, il Consiglio Comunale ha approvato una delibera a maggioranza dei presenti. Già nel 2015, 2016, insomma 2017, 18, 19, insomma gli anni scorsi, quando avevamo il problema dei due hub di Conetta e San Siro, ci eravamo espressi. Per quanto ci riguarda, riteniamo di aver già assolta la nostra parte e di aver già dato in sostanza, perché il nostro territorio sta comunque accogliendo ad oggi dei migranti minori. I minori ospiti ad Agna di una struttura gestita da una cooperativa sono 23, ribadisce il sindaco Piva, che di caserme e grandi hub non vuole sentirne parlare. A Padova intanto il sindaco Saggio Giordani, che in emergenza ha aperto le palestre di 2 scuole, la Media Falconetto e l'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia, aspetta lo spostamento dei migranti per avviare la sanificazione in vista dell'inizio della scuola e su eventuali posti. Abbiamo 150 nel SAI, abbiamo minori accompagnati, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato all'ostello, non abbiamo più spazio. Quando arrivano dove li mettiamo? Critico da subito sull'apertura delle palestre Marcello Bano. È stata una tragedia, che l'ho detto fin dall'inizio, ma come si può risolvere il problema mettendo delle persone come pacchi, facendo delle tendopoli all'interno delle palestre a 3 settimane, adesso ne manca 1,5 all'apertura dell'anno scolastico. Era un sistema completamente sbagliato, che io lo dicevo, il mio partito lo diceva, mi spiace ma il sindaco di Padova ci è caduto e questi sono i risultati. E allora l'orizzonte che cosa vede, sindaco? Il prefetto deve fare il prefetto, ha delle caserme, li accolga là, faccia il CPR, i centri per i respingimenti, li identifichi, non li faccia uscire, dopodiché qualora siano riconosciuti come richiedenti asilo, a quel punto se ne discute. Treviso, un centro di accoglienza, un grande centro di accoglienza, anzi 2, ce li ha, l'ex caserma Serena di Dosson e l'ex Zanusso di Oderzo. Proprio all'ex Serena c'è stata la visita delle istituzioni e anche del Vescovo Tomasi, che abbiamo visto poco fa in un servizio nei giorni scorsi. In seguito proprio a quella visita si fa sempre più concreta l'idea di creare proprio all'interno della struttura un ufficio di formazione e collocamento per questi richiedenti asilo. Sarebbe il primo esempio in Italia di un progetto che farebbe anche da contrasto naturalmente poi ai mondi dello spaccio, della microcriminalità in cui rischiano di finire i richiedenti asilo. Sentiamo. Si fa sempre più concreta l'idea di un ufficio di collocamento immigrati all'interno dell'ex caserma Serena, un progetto tra l'altro primo in Italia che qualche giorno fa avevamo preannunciato e che oggi il sindaco ha ulteriormente confermato con dovizia di particolari. Noi abbiamo 550 persone all'interno della caserma Serena, alcuni hanno anche delle professionalità e quindi io ho voluto fare una grande ricognizione di quelle che sono le professionalità, quindi insieme ai gestori della caserma abbiamo elaborato una tabella dove abbiamo messo muratori, elettricisti, camerieri, c'è anche un contenitore dove ci sono persone che non sanno fare nulla ma sono pronte ad imparare un mestiere, il tutto per favorire l'integrazione, il tutto per avvicinare questa emergenza umanitaria ha un'opportunità che è quella del mondo del lavoro. Primo sostenitore dell'iniziativa è il sindaco per sempre Giancarlo Gentilini, che ricorda come 20 anni fa lui abbia gestito la prima immigrazione passata dalle tende e dalla roulottopoli di strada ovest alle case costruite dagli industriali a Casier. Chiamo al rapporto anche tutti gli industriali, perché è inutile pescare le persone che vanno bene se poi non trovano il posto dove abitare, tutto quanto. Quindi, cari industriali, dovete anche voi svegliarvi, perché gli obiettivi si fanno tutti assieme. Un suggerimento che il sindaco Conte ha già raccolto. Se l'imprenditore trova soluzione a quello che è una sua esigenza legata alla manodopera,
uno sforzo importante lo può fare per accompagnare questi loro nuovi eventuali dipendenti anche in un inserimento abitativo, facendo magari loro da garanti. Ma sottolinea Conte, bisogna fare un passo alla volta. Ora è importante far partire questo ufficio di formazione e collocamento immigrati anche come risposta allo spaccio e alla microcriminalità. Per chi si annoia, chi perde tempo, rischia di finire in mani sbagliate. Chi invece ha voglia di integrarsi e mettere a disposizione la propria professionalità maturata nel tempo, di sicuro si allontana dai brutti giri. Fin qui la caserma Serena, ma abbiamo sentito poco fa che c'è urgenza di liberare le palestre nel Padovano per l'avvio delle lezioni. Il preside dell'Istituto Superiore Duca degli Abruzzi è preoccupato per l'accoglienza dei 30 migranti che sono ancora ospitati nella palestra. La Croce Rossa invece, sempre padovana, è operativa in queste ore e appena arriveranno indicazioni dalla prefettura si muoverà. Allora, ci spiega tutto Valentina Visentin, che vedo già pronta con Cristian Roque Allende e il suo ospite. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, siamo all'esterno della Croce Rossa e Comitato Padovano, ancora una volta per parlare della situazione dei profughi, perché ovviamente a pochi giorni dall'inizio della scuola la preoccupazione dei presidi coinvolti nell'accoglienza, i cui istituti sono stati coinvolti nell'accoglienza dei migranti, sono preoccupati perché ancora non si sa dove verranno trasferiti. La situazione è quella della palestra dell'Istituto San Benedetto da Norcia. Il preside del Duca degli Abruzzi, a cui appunto fa capo la palestra, pare abbia scritto una lettera al presidente della provincia Giordani per chiedere informazioni e per chiedere soprattutto la garanzia che la palestra venga ripristinata per l'inizio della scuola il 13 di settembre. Domani dovrebbe essere sgomberata la palestra della scuola media Falconetto, dove sono rimasti circa una quindicina di migranti, ma chi è sempre in prima linea e pronta ad attendere indicazioni è la Croce Rossa, che appunto dal 15 di agosto è operativa ed è operativa anche in queste ore, pronta ad intervenire quando ci saranno comunicazioni. Sì, certamente noi il dispositivo concordato con la Prefettura il 15 di agosto, che si articola fondamentalmente sulla disponibilità del donamando dal punto di vista logistico nell'organizzazione degli spazi, supportare le cooperative nel momento della distribuzione dei pasti e dare copertura sanitaria, è tuttora in piedi, esattamente come lo abbiamo concordato, è attivo e siamo presenti negli spazi che sono attualmente occupati dai migranti e dalle cooperative. E siamo anche noi in attesa di ricevere indicazioni. Se sarà necessario intervenire, siamo pronti, e i volontari sono pronti e i mezzi anche. Dunque la Croce Rossa già attivata, sono proprio ore cruciali perché mercoledì riprendono le scuole, insomma, e la Croce Rossa, abbiamo visto, è stata fin da subito attivata già dal 15 di agosto, quando i migranti hanno cominciato ad arrivare, quelli ovviamente destinati per la provincia di Padova. Sì, noi non abbiamo cambiato assolutamente profilo operativo, noi siamo uno strumento a disposizione della pubblica autorità e quindi impiegheremo il nostro personale, i nostri mezzi come ci verrà indicato. Peraltro mi viene da dire che ho la sensazione, questo parlo non solo come presidente del Comitato di Padova ma come uomo dell'associazione, l'hotspot di Lampedusa in questo momento per fortuna è rientrato rispetto alla situazione molto emergenziale che c'era nei giorni di Ferragosto. La numerosità di migranti presenti a Lampedusa è decisamente molto più bassa e io confido che almeno per un po' la pressione sarà un pochettino più ridotta. Ringraziamo il presidente di Croce Rossa Padova, Giampiero Rupolo. Nel frattempo c'è grande attesa perché questo pomeriggio è anche previsto un incontro tra il prefetto Francesco Messina, che ha invitato per un cocktail i 102 sindaci della provincia. Dovrebbe essere un incontro informale, ma insomma si presume che il tema centrale sarà proprio quello dell'accoglienza, chiedendo poi la disponibilità ai vari sindaci. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, sì, tema caldissimo naturalmente questo dei migranti. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ritorniamo tra poco. Ecco.
Eccoci di nuovo in diretta, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Guardiamo quello che riferisce l'home page del Corriere della Sera, perché purtroppo dà conto dell'ennesimo femminicidio. Non riguarda il nostro territorio, ma il tema è davvero deve creare grande indignazione. Marsala, 39enne, uccisa dall'ex che poi si suicida, lo aveva denunciato per stalking. È l'ennesimo delitto purtroppo sul nostro territorio nazionale che riguarda una donna. Tra l'altro la cronaca anche locale ci riferisce che la polizia locale di Rovigo ha bloccato un uomo di 60 anni che minacciava una donna armato di un bastone in una strada alla periferia della città. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, è stato reso noto solo oggi. La pattuglia in servizio ha sentito le grida, si è recata sul posto dove ha trovato 2 persone in strada con l'uomo che minacciava verbalmente e fisicamente l'ex compagna brandendo il bastone. Gli agenti sono intervenuti naturalmente per tutelare l'incolumità della donna, evitando che la situazione degenerasse. Certamente anche in questo caso poteva finire molto peggio. L'aggressore è stato denunciato per minacce aggravate, ma davvero il tema è drammatico purtroppo davvero in tutto il territorio nazionale. Lo abbiamo visto con una nuova giovane vittima, una mamma di 39 anni in Sicilia. Saluto e ringrazio, lo vedo collegato, buongiorno, il senatore Andrea Martella, eccolo qua, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Senta, approfitto perché tra violenze sulle donne purtroppo e questi episodi che riguardano anche i minori coinvolti nei fatti di cronaca, con il governo che sta in queste ore studiando una stretta, è stata un'estate davvero da dimenticare purtroppo a livello nazionale. Cosa ne pensa? Sì, direi di sì. I dati che lei ha ricordato riguardante il femminicidio sono davvero dati molto molto preoccupanti, riguardano tutto il territorio nazionale, riguardano anche il Veneto, dove non dimentichiamoci ci sono stati casi anche nei mesi precedenti. Quindi è necessario intervenire e farlo al più presto, e bisogna che ci siano più controlli sulle persone che sono sospettati o che hanno avuto indagini a riguardo. Bisogna che la magistratura affini le proprie capacità di bloccare questo tipo di soggetti. È necessario che le forze dell'ordine possano fare i loro interventi. È necessaria una legge alla quale ci siamo detti disponibili, che può essere fatta da tutte le forze politiche, perché questa è un'emergenza che riguarda tutti, ed è necessaria, la voglio chiamare così, una nuova educazione sentimentale che prevede il rispetto per l'altro e per l'altra, che parta dalle scuole, che possa interessare i nostri giovani verso un nuovo tipo di alfabeto dei rapporti, perché c'è una grande questione culturale dalla quale bisogna partire per risolvere questo fenomeno. Che evidentemente le famiglie non riescono a sostenere, senatore, perché lei dice giustamente ripartire dalla scuola. Noi prima abbiamo mostrato anche dei servizi relativi a dei furti commessi da ragazzini di 14 anni col passamontagna calato in viso. Il vescovo citava più o meno le sue parole in realtà, dicendo bisogna ricostruire quella che è l'empatia, la sensibilità verso l'altro, la comprensione verso l'altro, però anche sul fronte dei minori la situazione purtroppo sta sfuggendo di mano, perché anche noi che siamo operatori della cronaca lo vediamo tutti i giorni, che sono sempre più giovani i ragazzi coinvolti, infatti anche molto gravi. Sì, non c'è dubbio che sia così, e non c'è dubbio che molto spesso questi giovani, questi ragazzi siano, diciamo così, provenienti da contesti particolarmente difficili, oppure, come accade, la famiglia non riesce a svolgere quel supporto che invece è assolutamente necessario, di educazione, di rispetto verso le istituzioni, di rispetto verso gli altri, o semplicemente di garantire un percorso di studi regolare. Molti di questi ragazzi non ce l'hanno,
E quindi questo è un tema assolutamente decisivo, ma anche qui io non credo che la risposta possa essere solo una risposta securitaria come sta tentando di fare il governo in queste ore approvando delle norme contro le baby gang. Assolutamente necessario intervenire, è necessario intervenire anche con delle regole più stringenti e con delle leggi che possono avere degli effetti positivi, ma anche qui è necessario che ci sia una relazione tra la scuola, le famiglie, gli operatori sociali, le istituzioni, la Chiesa, le parrocchie, per costruire quel contesto che serva per sradicare fenomeni di questo genere. Ho l'impressione che il governo, soprattutto Salvini, voglia dare una risposta un po' come è stata quella sui rave party, un po' propagandistica, che però il problema non si possa risolvere solamente togliendo il telefonino al ragazzo nel caso in cui, perché c'è qualcosa di più profondo sul quale è necessario intervenire. Senta, le sottopongo anche una polemica proprio di queste ore, no? Quella nata dalle parole dell'assessore regionale Donazzan, che ieri fuori dal carcere Due Palazzi, presenziando a un sit-in della polizia penitenziaria, ha definito la peggiore umanità quella rinchiusa nelle carceri. Prima di chiederle un suo commento, sentiamo insieme la replica che ha fatto a Donazzan anche Ornella Favero, che è responsabile della rivista Ristretti Orizzonti, che da molti anni cura proprio questa pubblicazione per raccontare insieme ai carcerati le storie di chi è in cella. Si parla di peggiore umanità. Io in carcere in questi tantissimi anni, 25 in cui faccio questa rivista, ho incontrato tantissime persone detenute. Ho incontrato, e dico una cosa che ognuno di noi dovrebbe capire e ricordarsi, che può capitare in qualsiasi famiglia, che non è che in carcere ci sta la peggiore umanità, ci sta una umanità varia, fra cui tante persone che potrebbero essere nostri figli, fratelli, che magari per problemi legati alla droga, per problemi dell'aggressività di giovani, finiscono in carcere. Io ho sentito delle madri dire: tutto avrei immaginato nella mia vita, perfino di perdere un figlio in un incidente, ma non di andare a trovare mio figlio in carcere. Se ci mettessimo in questa logica di capire che può capitare e che non ci sono i mostri in carcere e che anche le persone che hanno fatto reati gravi possono cambiare, e lo Stato, la società deve dargli l'opportunità di cambiare, perché ci sono storie anche pesanti. Io ricordo sempre quello che ci ha detto un giorno Agnese Moro, che ha avuto il padre ucciso dalle Brigate Rosse. Lei quindi, che ha subito un lutto così grave per colpa di una persona che le ha ucciso il padre, e ha detto: io non voglio buttare via nessuno. Ecco, io non voglio buttare via nessuno, e spero che anche l'assessora capisca che potrebbe capitare in famiglie di amici, di persone così, e allora cominceresti a capire che questa cosa della peggiore umanità non è la realtà. Questa è la testimonianza. Martella, cosa ne pensa di queste parole? Ma guardi, io non vorrei nemmeno più dover commentare le dichiarazioni dell'assessore Donazzan, che si distingue sempre per fare delle dichiarazioni che sono decisamente con argomenti, toni, parole sbagliate, spesso poco rispettose della nostra cultura, della nostra Costituzione, della libertà conquistata, ma insomma qua mi riferisco a cose che sono già avvenute nel passato. E rispetto a questo credo che questa testimonianza che avete appena trasmesso ci dica molto, e che noi dobbiamo contemporaneamente avere il massimo rispetto per gli operatori della polizia che operano nelle carceri, e sappiamo quanto sia complicato farlo, e dobbiamo sempre ricordarci dei principi e quindi sostenerli economicamente, con più personale, con più piani legati a diciamo, le risorse umane per la polizia penitenziaria, e contemporaneamente dobbiamo ricordarci dei nostri principi costituzionali, e cioè che il compito delle carceri è quello di poter rieducare le persone, fare pagare una pena ovviamente, ma perché si possano
collocare nuovamente nella società, e invece considerarli solamente come delle persone che devono stare lì e magari non avere speranze di poter avere un futuro migliore, penso che non sia in sintonia né con un modo civile di concepire la vita, né con quelli che sono i principi della nostra Costituzione. Quindi ribadisco, ci vuole sempre rispetto delle leggi, massima fermezza, sicurezza e contemporaneamente la possibilità di far vivere quello spirito rieducativo, di reinserimento nella società, che dovrebbe essere anche la funzione delle carceri. Senta segretario, siamo a pochi giorni ormai dalla ripartenza anche delle scuole. Il 13 settembre è la data del calendario scolastico regionale. Nel Padovano, lo abbiamo visto anche poco fa nei servizi, ci sono ancora palestre occupate dai migranti che sono stati accolti in emergenza, naturalmente, dopo i numerosissimi sbarchi che tra l'altro continuano sulle nostre coste. I sindaci continuano a dire no ai prefetti, non accettiamo, dicono, la minaccia di tendopoli. È una situazione che non è più un'emergenza di fatto, è una situazione che andrebbe affrontata prendendo atto che questa è la realtà dei nostri tempi. Cosa ne pensa? È esattamente così, da tempo che mi sforzo anche di dirlo. Dobbiamo smetterla di considerare un'emergenza, è un fenomeno che va gestito e andrebbe gestito con serietà ed efficacia, con il massimo della condivisione tra le istituzioni nazionali e locali, mettendo fine una volta per tutte alle polemiche dei respingimenti, dei porti chiusi, di tutte queste cose che sono inefficaci perché non si possono gestire, e cercando invece di aumentare, come ci chiedono anche i nostri imprenditori, il flusso regolare dei migranti in modo tale da poter evitare situazioni come quelle che si vengono a creare. Purtroppo è così, per quando per molti anni si fa propaganda su questi temi, poi è difficile tornare indietro, e il governo sta pagando tutte le difficoltà di non saper gestire questo fenomeno. A livello regionale si è prodotto un accordo tra le prefetture, l'ANCI e la regione, ma quell'accordo è rimasto lettera morta. I sindaci si trovano tra mille difficoltà, e io penso che però andrebbero sostenuti anche economicamente, e andrebbe loro chiesto, anche con le risorse, ripeto, a disposizione per fare l'inserimento, per l'accoglienza e l'inserimento, di garantire quel sistema di accoglienza diffusa che possa permettere che non ci siano tendopoli e mega hub e situazioni che rischiano di essere un danno per i cittadini, per la convivenza e anche per questi migranti. E quindi andrebbe affrontato in maniera strutturale, completamente, in maniera molto molto diversa da come si sta facendo in questo periodo. Tra l'altro a Treviso viene avanti l'ipotesi di creare un centro di formazione e di collocamento proprio all'interno dell'ex caserma Serena, che è uno degli hub che lei citava, uno dei pochi maxi hub rimasti sul territorio regionale. E paradossalmente a proporre una soluzione di questo genere, anche se comprendiamo politicamente dove vada a parare naturalmente il ragionamento, sono sindaco ed ex sindaco della Lega, Conte e Gentilini. Ma guardi, io ho parlato anche con i sindaci di come andrebbe gestito questo fenomeno. I sindaci sono lasciati soli, ma hanno un grande realismo che poi determina la capacità di affrontare le situazioni. Allora, non c'è altro modo che prevedere che queste persone possano arrivare nel nostro paese, una volta arrivate nel nostro, possano essere accolte, possa essere insegnato loro l'italiano e si possa lavorare per un inserimento di carattere lavorativo anche attraverso dei corsi di formazione. E questa è la strada. Naturalmente, perché ne arrivino di meno, è necessario che aumenti il flusso regolare attraverso i paesi di origine, in accordo con il nostro paese, che disincentiverebbe
molti di quelli che arrivano irregolarmente, molto spesso pagando cifre molto alte e pagando anche con la propria vita quando non riescono a raggiungere le coste. Quindi è chiaro che il fenomeno andrebbe affrontato in questo modo, diversamente. Io penso che davvero le forze politiche di centrosinistra, di centrodestra, le istituzioni che governano ai vari livelli le nostre realtà dovrebbero mettersi attorno a un tavolo e ragionare così seriamente, fuori dalla propaganda, e pensando di dare risposte serie, perché l'accoglienza è l'unica strada diciamo che può permettere un'integrazione che avviene in maniera civile. Senta, parlando di lavoro in altri termini, anche lei è intervenuto in questi giorni sul drammatico tema dei morti sul lavoro. Non c'è stato naturalmente solo l'infortunio terribile di cui si continua a parlare sui binari in Piemonte, ma anche il nostro territorio è stato colpito ultimamente, e proprio oggi pomeriggio, qui siamo sul sito dell'Adige, si svolgeranno alle 14:30 a Pieve di Livinallongo del Col di Lana i funerali di Massimo Crepaz, l'operaio di 57 anni che è morto lunedì durante le operazioni di manutenzione della seggiovia verso il rifugio Padon, con l'amministrazione che ha proclamato in occasione delle esequie il lutto cittadino. Il presidente Zaia ha detto: noi cerchiamo di fare tutto il possibile, anche i fatti naturalmente che si sono verificati in Piemonte dimostrano che purtroppo c'è anche una cultura su cui pare non si stia lavorando abbastanza, evidentemente, perché la piena consapevolezza di poter perdere la vita sul lavoro purtroppo ancora non c'è. Sì, è esattamente così. È per questo che bisogna intervenire innanzitutto anche in questo caso sulla cultura della sicurezza del lavoro, sulla formazione, su maggiori controlli ovviamente, su una maggiore presenza di personale che possa fare i controlli. Da questo punto di vista la nostra regione è indietro. Ha un alto numero di incidenti spesso mortali sul lavoro e non ha assunto tutti gli ispettori, SPISA, che potrebbero essere assunti, per i quali anche i governi nazionali precedenti hanno messo molte risorse a disposizione per poter svolgere questo lavoro. Come ha detto il Presidente Mattarella, quando succedono fatti come quelli che sono successi ultimamente, viene meno la convivenza civile. E noi dobbiamo intervenire, perché questo è un vero e proprio bollettino di guerra, non possiamo fare finta di nulla e girarci dall'altra parte. Accanto al cordoglio, alle condoglianze, alla sincera partecipazione che anch'io voglio esprimere a nome del Partito Democratico, alla famiglia dell'ultima vittima sul lavoro che c'è stata in Veneto in occasione anche dei funerali che si terranno oggi, accanto a questa partecipazione io credo ci voglia un impegno molto forte. Noi abbiamo proposto 10 punti e 10 azioni concrete da realizzare nel Veneto per una nuova sicurezza del lavoro. Abbiamo detto si faccia un patto tra istituzioni e associazioni economiche e sociali che metta al centro questa questione, perché se ne parla sempre poco, ma i fatti avvengono e spesso sono tragici. Senta, un ultimo passaggio elettorale strettamente politico invece. Allora, intanto abbiamo visto che in altri partiti ci sono grandi manovre anche per le europee, no? Lei so che ha incontrato in questi giorni i sindaci del centro-sinistra, i sindaci veneti del centro-sinistra, per confrontarsi anche in vista delle elezioni regionali. Peraltro ci sono anche una bella porzione di amministrative da qui ad allora su cui lavorare. Ci sono tante scadenze, segretario. Sì, naturalmente noi guardiamo al prossimo turno elettorale che vedrà le elezioni europee svolgersi il 9 giugno e probabilmente nella stessa data o in una data precedente un grande numero di elezioni amministrative, 4.000 circa in Italia, 321
nella nostra regione con tanti comuni importanti, anche sopra i 15.000 abitanti. E, noi abbiamo ottenuto delle vittorie amministrative significative ultimamente a Vicenza con Giacomo Possamai, a Verona, prima ancora a Padova e in altre città importanti del Veneto. E ora naturalmente quel modello dei sindaci, che sono stati l'esempio di sindaci radicati sul territorio, che hanno messo insieme delle grandi coalizioni civiche e politiche, e sono anche quel modello è anche l'esempio a cui noi dobbiamo guardare in vista delle prossime elezioni regionali, naturalmente parlando sempre di temi concreti, la sanità, il lavoro, appunto, la sostenibilità ambientale. Pensiamo ai grandi problemi che ci sono stati anche ultimamente nella nostra regione, la siccità e i fenomeni atmosferici estremi. Ecco, noi dobbiamo pensare a un nuovo livello, a una nuova idea di sviluppo per la nostra regione, sapendola trasmettere come abbiamo fatto nelle città di Padova, di Vicenza, di Verona. E quindi di questo abbiamo parlato, di questo continueremo anche a parlare nel prossimo futuro, sapendo che per quanto ci riguarda vorremmo essere all'altezza delle prossime sfide elettorali ed amministrative. Benissimo, grazie allora al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, grazie per la sua disponibilità come sempre, segretario. Grazie a voi, a presto, buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, tanti temi che abbiamo toccato. Allora, con Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia andiamo in pubblicità per qualche minuto e poi ritorneremo con molti altri collegamenti. Eccoci di nuovo in diretta da studio, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Allora, lo abbiamo citato più volte poco fa con i collegamenti del territorio, ma anche con il segretario Martella. La scuola sta per ricominciare, le famiglie naturalmente rientrate dalle vacanze tornano al lavoro. Parliamo ora di bimbi piccoli perché arrivano i rimborsi per le rette degli asili nido di Vicenza, tema che era stato un cavallo di battaglia dell'amministrazione attuale in campagna elettorale. Allora ci spiega, la vedo collegata, Luisa Bertini da Vicenza con l'assessore comunale all'istruzione Giovanni Selmo. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in comune a Vicenza in compagnia dell'assessore comunale all'istruzione Giovanni Selmo perché oggi vengono illustrate le modalità di rimborso per le rette degli asili nido. Ricordo che questo è stato un cavallo di battaglia dell'amministrazione neoinsediata durante la campagna elettorale. Ad oggi come siamo messi, quali sono le modalità e quante famiglie riguarderanno? Sì, oggi partiamo con la spiegazione di quella che è la modalità di rimborso per le rette degli asili nido, un impegno che ci siamo presi, che giustamente ricordava, per la campagna elettorale. È un'urgenza della città per alcune fasce di popolazione, ma non solo le più basse, è una spesa importante. Questa misura va incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto delle mamme, che così possono anche avere un'agevolazione importante. È un modello, quello che spiegheremo alle famiglie con una lettera che invieremo loro con l'avviso di pagamento la prossima settimana, che si ispira, come abbiamo detto in campagna elettorale, ad altri comuni, fra tutti quello di Mantova, che ha collaborato con noi anche per questa modalità. Praticamente si tratta di una collaborazione che le famiglie fanno fra noi, che rimborsiamo una parte, e il bonus statale che è gestito da INPS, il bonus asili nido gratis, asili nido INPS. Ecco, cosa fa il comune? Chiede agli utenti di presentare domanda all'INPS per il bonus asilo nido. È una domanda che tutti possono presentare con la propria fascia ISEE. Al netto della differenza fra la retta base e il bonus che le famiglie ricevono dall'INPS, noi scaliamo da subito un 20%. Abbiamo detto che l'impegno dell'amministrazione è scalare fino all'arrivare alla zero per le famiglie, e su questo abbiamo già iniziato con questo modello. Quindi avranno tutte le spiegazioni. Dopo aver partecipato al bonus asili nido dell'INPS, noi aiuteremo le famiglie scalando direttamente il 20% di quello che rimane la differenza della retta base. Ecco, parliamo dei numeri, quante famiglie saranno coinvolte? Sono 420 bambini che fanno parte dei nostri 10 asili, 6 sono in gestione diretta comunale, 4 in concessione. Per tutti questi è prevista questa misura, quindi tutte le famiglie saranno contattate, forniremo anche tutta la
l'assistenza necessaria per la spiegazione di questa modalità, che comunque è molto semplice, e i nostri esperti professionisti sono pronti ad aiutare. Fra l'altro anche INPS ha una collaborazione con i CAF per aiutare le famiglie a inserire la domanda per il bonus nel portale INPS, quindi sicuramente sarà il caso di sfruttare questa collaborazione fra enti, sperando di aiutare concretamente le famiglie in un aspetto decisivo dell'educazione della nostra comunità, che è l'asilo nido. Ecco, io ringrazio l'assessore Selmo e restituisco a voi la linea allo studio. E grazie a Luisa Bertini, grazie all'assessore. Allora sono 15 tra l'altro le scuole paritarie dall'infanzia alle superiori che in Veneto non riapriranno in questo mese di settembre, complice il crescente calo demografico, ma anche, come denuncia la FISM del Veneto, la mancanza di un sostegno da parte del governo. Per nidi e scuole dell'infanzia il ritorno in classe è iniziato in questi giorni, mentre per elementari, medie e superiori la prima campanella suonerà il 13 settembre. In Veneto però ci sono 15 istituti che non riaccoglieranno bambine e bambini perché a giugno hanno annunciato la cessazione definitiva della propria attività. 10 scuole dell'infanzia, una primaria, 2 secondarie inferiori e altrettante superiori. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale sono 9 i plessi chiusi in provincia di Vicenza, 3 in provincia di Venezia, 2 nella Marca Trevigiana e una nel Rodigino, ma il numero potrebbe essere ancora più elevato visto che al report mancano i dati degli ultimi mesi. Nel 2003 erano oltre 1300 le scuole paritarie in Veneto, oggi se ne contano 1000. Perdiamo all'incirca, negli ultimi 10 anni almeno, abbiamo perso minimo 10 con punte di 12-15 scuole l'anno, nel senso che non riaprono, sono minimo 50 60-70 posti di lavoro, quasi tutti femminili, che andiamo a perdere. Un impatto a livello occupazionale significativo, come è significativa la ricaduta sociale che la chiusura di una scuola ha per un territorio. È la vita stessa di quella frazione, è la vita stessa di quell'ambito periferico, quindi toglierla significa togliere l'ossigeno a quella periferia, a quella frazione, quindi significa farle morire. Per l'anno scolastico al via sono stati oltre 80.000 i bambini tra 0 e 6 anni accolti nelle scuole FISM del Veneto, 3.000 in meno rispetto all'anno scorso. All'origine di questa situazione è chiaramente una sempre crescente denatalità. Nel 2022 sono stati 30.000 i nuovi nati in Veneto a fronte dei 50.000 del 2008. Ma sottolinea Cecchini, il calo demografico non è la sola causa delle cicliche chiusure di scuole, perché spiega anche istituti con un'unica sezione possono sopravvivere se sostenuti. Un aiuto economico che deve arrivare dalle istituzioni, laddove le rette delle famiglie pesano per il 55-60% dei costi. E a proposito di rette, l'inflazione e gli aumenti delle bollette hanno costretto gli istituti ad incrementare le tariffe. Abbiamo aumentato tra le 20 e le 40 euro mensili, 160 euro, 200 euro di retta mensile per quanto riguarda le scuole dell'infanzia. Il governo per queste realtà deve fare molto di più, conclude Cecchini, e come FISM stiamo spingendo per misure all'interno della manovra finanziaria. Si sta impegnando molto con il governo e con i ministri per la prossima legge di stabilità, per la prossima finanziaria, per chiedere le risorse che servono per mantenere in vita le scuole. Così dunque la FISM sulle scuole paritarie. Allora ci colleghiamo telefonicamente con Maria Chiara Scinni, presidente dell'Istresco di Treviso, che dovrebbe essere collegata al telefono. Vediamo se c'è. Buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dispiace dell'inconveniente, ma parliamoci, ecco. Ecco, esatto, doveva essere collegata via Skype la presidente dell'Istresco, non ci riusciamo, ma non importa, facciamo una cosa più rapida, ma spieghiamo quelli che sono gli appuntamenti, in particolare nel Trevigiano, ma poi sicuramente ci saranno appuntamenti, eventi, celebrazioni un po' in tutto il territorio veneto. Domani, 8 settembre 2023, a 80 anni da quell'8 settembre del 43 che tutti conosciamo. Dunque la Resistenza compie 80 anni, Presidente. Cosa avete organizzato per celebrare questo appuntamento? Ecco, per noi è un appuntamento importantissimo perché appunto l'Istresco è proprio l'istituto per la storia della Resistenza e della storia contemporanea della Marca Trevigiana. Perciò da sempre l'Istresco si è dedicato agli studi della Resistenza fin dalla sua nascita.
E quindi adesso doppiamente, in attesa dell'80°, ecco, abbiamo preparato un programma di attività varie che ci accompagnerà fino all'aprile del 2025. Gli appuntamenti saranno a cadenze abbastanza ravvicinate e copriranno tutto l'arco di questi 2 anni secondo un ordine cronologico degli avvenimenti più importanti che sono successi. Allora, incominciamo proprio da oggi con l'8 settembre e nel pomeriggio presso l'auditorium della CGIL faremo un reading presentando delle testimonianze tratte da pubblicazioni edite di personaggi importanti, sia politici che storici, ma soprattutto di gente comune che hanno vissuto l'8 settembre. Difatti il nostro reading lo chiamiamo Io c'ero, perché parla proprio tante voci che raccontano cosa è successo a loro in quell'8 settembre. Molte testimonianze riguardano anche Treviso, perché Treviso è stata, come tutto il resto d'Italia, coinvolta dall'8 settembre. Domani faremo un'altra iniziativa che invece riguarda il ricordo della chiusura della caserma Cadorin, che era una caserma per internati slavi che è rimasta aperta per un anno a Treviso, e a seguito dell'8 settembre anche quella caserma è stata chiusa, e varie sono le cose accadute ai prigionieri del suo interno. Certo, Presidente, tra l'altro stiamo vedendo le immagini della Cadorin, dove anche nel giorno della memoria, no, ci sono state delle celebrazioni importanti, e alla presenza del Ministro Nordio, che dovrebbe essere presente anche domani. Domani ci sarà il Ministro Nordio, e in sala briefing della caserma ci sarà una presentazione storica degli avvenimenti, mentre poi all'esterno, con la deposizione della corona alle 2 targhe commemorative, parleranno le autorità proprio per ricordare quell'evento. Benissimo. Altrettanto Prego. Dicevo che altrettanto importante per noi è l'evento di oggi, perché è un po' una novità creare questo reading dove leggeranno tutti i soci e gli amici dell'Istresco, quindi per noi sarà anche una festa di ritrovarci in ricordo di quegli 80 anni fa. Ecco, ripetiamo il posto e l'ora, Presidente. Sì, allora oggi è all'auditorium della CGIL, che spesso ci ospita per queste iniziative, alle ore 5. Dunque in via Dandolo a Treviso. In via Dandolo a Treviso, precisamente. Grazie Presidente Maria Chiara Scinni, Presidente dell'Istresco di Treviso, e naturalmente buon lavoro in queste giornate importanti, perché si corona tutto quello che avete preparato in vista di questa celebrazione degli 80 anni della Resistenza. Grazie a voi, speriamo che la prossima volta i mezzi tecnici mi sorreggano di più. Grazie, la prossima volta la invitiamo in diretta di persona, Presidente, facciamo così ci vediamo. Benissimo, grazie a lei. Grazie a lei. Allora, noi parliamo di Bassano del Grappa e del Ponte Nuovo che apre, ma i lavori proseguiranno fino all'anno prossimo e finiranno, secondo l'ordinanza comunale, proprio per la festa di San Bassiano. Segnatevi la data nel calendario, 19 gennaio 2024. Fateci un bel cerchio attorno, perché fino a quel giorno il Ponte Nuovo sarà a mezzo servizio e tutta la viabilità di Bassano dovrà fare i conti con le limitazioni e le deviazioni dovute al cantiere sul malato eccellente della città. La data, nero su bianco, arriva dall'albo pretorio comunale, nel quale è stata pubblicata l'ordinanza che sancisce in pratica l'assetto viario della città nei prossimi 5 mesi, dopo settimane di incertezze e indecisioni.
Eccola qui l'ordinanza con quella data che suona come una sirena per tutto quello che accadrà a Bassano da qui all'anno prossimo. Un periodo che comprende ad esempio la Fiera Franca e quella d'autunno, con migliaia, anzi decine di migliaia di visitatori pronti ad arrivare in città per un appuntamento antico e radicato anche fuori dal territorio. E poi c'è il ponte dell'8 dicembre con il suo antipasto di eventi natalizi. Per non parlare poi delle feste e del volume di turisti, visitatori, amanti dell'arte e del bello, diretti al Salotto Buono per un tour, un po' di shopping e una cappatina in uno dei centri più belli del Veneto. Ecco, tutto questo dovrà fare i conti con la chiusura della carreggiata sul lato nord del Ponte della Vittoria, sia per la viabilità ciclopedonale che per quella veicolare, e con l'apertura della sola corsia che va da Piazzale Cadorna verso Angarano, Scalabrini e Marostica. Tutti gli altri dovranno sciropparsi il giro ben noto sul terzo ponte, dove si sono viste scene da incubo anche nei periodi più caldi dell'estate. Certo, l'ordinanza avverte che la situazione durerà comunque fino alla fine dei lavori, che potrebbe essere prima del 19 gennaio, ma in caso di problemi di varia natura potrebbe arrivare pure dopo. In ogni caso, già dalle prossime ore, con l'apertura del ponte a mezzo servizio, la viabilità bassanese potrà respirare in vista dell'inizio delle scuole e le normali fluttuazioni del traffico di settembre potranno dare qualche indicazione di normali, chiamiamoli così, disagi sulle due sponde della Brenta da qui all'Epifania e pure un poco dopo. Giusto per intenderci, il 19 gennaio cade San Bassiano, patrono della città. Speriamo che almeno lui ci metta una mano sopra. E allora andiamo dalla nostra Sharon Di Carlo, perché mancano poche ore alla riapertura del Ponte Nuovo. Sharon, che dovrebbe essere con il vice sindaco, vediamo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Vedete questa immagine perché sarà l'ultima volta che vedrete il Ponte della Vittoria completamente chiuso, perché da oggi pomeriggio il Ponte della Vittoria riaprirà. Noi siamo in compagnia del vice sindaco Andrea Zonta, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci racconti quando riaprirà allora questo ponte parzialmente? È prevista per oggi pomeriggio al termine dei lavori dell'impresa, pertanto tra le 5 e le 6 di questa sera, l'apertura del ponte in un senso di marcia che va proprio da dove ci troviamo noi verso ovest, pertanto da Piazzale Cadorna direzione verso Marostica. Come mai questa scelta, questa parte del ponte? Beh, è una scelta che è stata ponderata in base ad alcuni dati, innanzitutto un flusso di traffico da est verso ovest che bloccava una gran parte della città, soprattutto nelle ore serali, con code piuttosto importanti. Prima considerazione. La seconda considerazione è stata fatta con SVT, perché nelle ore centrali della giornata, a mezzogiorno, quando escono dalle scuole o provengono dalla stazione ferroviaria con gli studenti, loro hanno bisogno di uscire e facendo l'est-ovest gli consentiamo di andare via velocemente, rispettare i tempi e anche rispettare i costi che sarebbero stati altrimenti molto più elevati facendo fare un giro verso l'esterno. Non da meno alcune altre considerazioni legate anche a chi lavora qui nell'intorno del ponte, commercianti in primis che preferiscono questa direzione, cioè da est verso ovest. Quando riaprirà il ponte in maniera completa? Il ponte in maniera completa contiamo di aprirlo verso metà-fine di novembre, quando saranno terminati i marciapiedi ciclopedonali, meglio a nord e a sud, e pertanto sarà possibile in quel momento sia il doppio senso veicolare che il doppio senso ciclopedonale. A dir la verità, il ciclopedonale probabilmente sarà già aperto da metà ottobre, metà 20 di ottobre, quando l'impresa avrà terminato la parte nord del ponte stesso. Ora iniziano le scuole, le persone tornano a lavorare, torna la quotidianità di Bassano, della città. Avere il ponte aperto solo a metà provocherà traffico? Allora, diciamo sull'asse del ponte no, perché il ponte ritorna ad essere nella sua naturalezza con il traffico est-ovest. È chiaro che qualche problema, è inutile nasconderlo, probabilmente ci sarà nella zona del terzo ponte, soprattutto nelle ore mattutine, quando tutti
si muovono per andare o alle scuole o verso i luoghi di lavoro che magari stanno ad ovest, e lì chiaramente è un punto dove ci sarà una maggior concentrazione. Però nelle nostre valutazioni, mentre quello è solo una fase mattutina, avevamo la fase serale che invece era molto importante e pesante appunto nell'attraversamento est-ovest. Glielo devo chiedere, un'ordinanza dice però che i lavori continueranno fino a gennaio. Sì, allora l'ordinanza è un atto formale che fanno gli uffici dei lavori pubblici, dove sono indicate le date previste nei programmi contrattuali e quanto è previsto del contratto tra il comune e l'impresa. Poi quello che accade a cantiere chiaramente è diverso, quello che l'amministrazione ha chiesto all'impresa è di comprimere i tempi, lo hanno fatto, di questo li ringraziamo insieme ai tecnici comunali, perché hanno rispettato i tempi dell'8 settembre, oggi ne abbiamo 7, e ci hanno assicurato che rispetteranno anche la compressione dei tempi per dare ai cittadini il prima possibile un ponte funzionale e tutto sommato probabilmente esteticamente che è più bello di prima. Incrociamo le dita allora, grazie Sempre. al vice sindaco Andrea Zonta. Da Bassano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Sharon, grazie al vice sindaco. Noi ci spostiamo sempre con la redazione di Bassano su Cima Grappa invece, perché si sta svolgendo un'importante cerimonia in onore ai caduti, alla quale ha presenziato anche il ministro per la difesa Guido Crosetto. Vedo Monica Smiderle in compagnia della sindaca di Pieve del Grappa Annalisa Rampin. A te la linea, buongiorno Monica. Buongiorno a tutti da Cima Grappa, sono con il sindaco di Pieve del Grappa Annalisa Rampin. Da oggi in Cima Grappa sventola anche la bandiera ungherese. Sindaco, è una giornata storica, era presente il presidente del Parlamento ungherese, il vice ministro e il ministro della difesa ungheresi e il nostro ministro della difesa Crosetto. Sì, oggi è una giornata bella perché andiamo a rinnovare quel legame di amicizia che ci unisce non solo all'Austria ma all'Ungheria, a tutti i paesi dell'Europa, che vedono in Cima Grappa il luogo dove continuare a celebrare la pace tra i popoli, ricordando i caduti che hanno dato la vita per le nostre patrie, perché sono tutti uguali, tutti, come giustamente ricordava il ministro, hanno combattuto per le loro bandiere, per la loro patria, ed è giusto che oggi ricevano gloria e onori da parte di tutti. Fino ad oggi, vi dicevo, non sventolava, sindaco, la bandiera ungherese. No, perché era gestito praticamente anche dall'Austria, quindi avevamo la bandiera austriaca che rappresentava il governo austro-ungarico. Oggi abbiamo tutto quello che anche la bandiera ungherese, e non andiamo che rinsaldare le delegazioni che ogni prima domenica di agosto partecipano alla cerimonia, e adesso lo fanno in maniera ancora più ufficiale, essendoci la loro bandiera qui che sventolano il pennone. Il ministro Crosetto ha parlato di luogo della nostra memoria storica, ha parlato insomma di un luogo di amicizia, un luogo del ricordo sicuramente, ma un luogo anche di riflessione. Questo per il ministro Crosetto è il sacrario del Grappa, promettendo in qualche modo insomma di tenere viva la memoria, ma anche di conservare fisicamente questi luoghi. Sì, certo, abbiamo avuto modo anche di parlare di quello che sono poi i lavori previsti su questo luogo, quindi ci auguriamo che oggi che abbiamo la possibilità di vedere finalmente il restauro partire, che si metta veramente la marcia più potente per poter andare avanti velocemente e restituire ai nostri caduti un luogo dignitoso, non che oggi non lo sia, ma che necessita sicuramente di alcuni adeguamenti e di alcuni lavori di manutenzione. La cerimonia si è aperta con l'alzabandiera. Io saluto il sindaco che ovviamente deve andare. Grazie sindaco. Annalisa Rampin, grazie. E allora 2 parole sulla cerimonia che si è aperta con l'alzabandiera e poi la deposizione della prima corona d'alloro presso il monumento ai caduti austro-ungarico, nella parte appunto riservata ai caduti austro-ungarici, e poi la deposizione
posizione di una seconda corona d'alloro, la vedete probabilmente lì in alto nella parte invece dedicata al cimitero italiano e quindi dove riposano i caduti italiani. Ricordiamo che qui in Cima Grappa nel Sacrario riposano 23.000 soldati, 23.000 giovani vite che hanno lasciato, che hanno perso appunto la vita sul Monte Grappa durante il primo conflitto mondiale. Una giornata davvero storica, una giornata che verrà ricordata, una giornata che mette un sigillo, un nuovo sigillo di amicizia tra il popolo italiano e quello ungherese. Da Cima Grappa è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Monica Smidere e Alberto Pivetta, grazie Monica per aver ricordato il valore della conservazione della memoria. Ne parliamo tanto, ci sono tanti luoghi storici del nostro territorio che vanno rispettati e conservati per le future generazioni. Allora noi siamo in chiusura, tra poco come sempre vi ricordo le previsioni del tempo, a seguire il film Lebanon con la vicenda che si svolge durante la prima guerra del Libano nel 1982, un carro armato e un plotone di paracadutisti vengono inviati a perlustrare una cittadina bombardata dall'aviazione israeliana. I militari perdono il controllo della missione che si trasforma in una trappola mortale. Una squadra di carristi è chiamata ad azionare la macchina e quindi vedremo come andrà. Lebanon dalle 13.30, subito dopo naturalmente il meteo. Grazie ad Alessandro Granziera e a Mattia Pizzaia in regia. A me non rimane che salutarvi, augurarvi buon pomeriggio e darvi appuntamento ai telegiornali di questa sera. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al meteo. Anticiclone ancora ben saldo sull'Italia, dunque bel tempo e clima mite sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 7 settembre. Sul Veneto la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, come vediamo dalla grafica. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, piogge assenti. Temperature stazionarie minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 27 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo sereno. Al mattino tuttavia nel fondovalle tarvisiano sarà possibile qualche nebbia o nube bassa. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà piuttosto soleggiato con cielo spesso sereno. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.